Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Ben ritrovati a Segnalibro. Abbiamo imparato a viaggiare con i libri, abbiamo capito che le biblioteche, le librerie non sono solo posti in cui fermarsi, riflettere, leggere, ma sono anche posti da visitare. Oggi vi segnaliamo un luogo molto particolare, si trova a Venezia, è la libreria Acqua Alta, si chiama così perché l'acqua entra proprio nel locale. Di questa libreria si sono occupati anche dei siti internazionali, è un punto di riferimento per i turisti che arrivano nella città della Laguna. Lo stesso proprietario, meravigliato, dice ai microfoni che mai avrebbe immaginato tanto successo. Vediamola insieme. People say many things about the bookshop. Normally they like it, so they say, oh, I never see a bookshop like this. This is Liberia Acqua Alta, or the Library of High Water. It's located in the heart of Venice. And it's certainly unlike any bookshop I've been in before. In winter, Venice suffers from acqua alta, or periodic flooding. So if you ran a bookshop, how would you cope? Well, probably not as ingeniously as Luigi Frizzo. Instead of fighting the tide, he works with it. Books are stacked in gondolas and in bathtubs, so in case of flooding, well, everything floats. The gondola inside is not just because it's nice, but you saw also the bath and the other boat is because the high water come inside the shop, so to keep the books high, they don't get wet. And the gondola was a good idea with a place, a room especially. It's not easy to find a place where you can have a gondola, a room for a gondola. The gondola may be hard to miss, but it's not the only unique touch. There's a fire escape, but you better be able to swim. And there's also some rather unusual steps. I asked her to put down the wall because it's nice view, it's on canal on the other side, but I spent a lot of money, they didn't let me. So I tried to put up some chairs, but didn't work. And then I decided to make book with steps with the book, because if you go up, you have a nice view from there. And I said, so the people, original, but the people can go up and see the view. But I didn't realize they love it more than the stairs and the view. The steps are made of old encyclopedias that no one reads anymore. And what about the other books in the shop? 60% of them are new, ranging from books on Venice and design to bestsellers and children's tales. There are calendars and masks, magnets and postcards, and a couple of furry friends. Frizzo's bookstore may be full to bursting with interesting books, but what really stands out is its character.
chi legge i libri, chi scrive i libri. C'è un fenomeno nuovo che è possibile vedere sia nella letteratura internazionale che in quella nazionale che anche in quella calabrese, ed è cioè le giovani penne. La scrittrice che oggi vi proponiamo ha solo 21 anni, lei si chiama Sara Checchetti, il suo libro è Il tempo delle parole. Il tempo delle parole è un libro che consta di pensieri, poesie, riflessioni e interpretazioni, che io ho scritto da quando ero un adolescente. Sono pensieri che per l'appunto trattano di emozioni, sentimenti e della parte vulnerabile di noi stessi, soprattutto per i giovani d'oggi che difficilmente riescono ad esternare ciò che vivono interiormente, ed è un po' quello che ho vissuto io, e attraverso la scrittura per l'appunto sono riuscita a concretizzare quello che io vivevo quotidianamente. Questo libro è anche accompagnato da alcune piccole illustrazioni, le quali sono state curate da mia sorella, in arte Marta Frai, la quale è riuscita molto bene a trasmettere tramite le immagini ciò che io invece ho scritto. Certe sere va così, ti capita una canzone fra le cuffie e stai lì ad ascoltarla, assopita nel tuo mondo, quasi stessi creando una sorta di scudo cristallino intorno a te, utilizzando l'indice per circoscriverne i bordi, e inizi a raggomitolarti in te stesso per iniziare un viaggio, breve, lungo che sia, e ciò che ti viene alla mente quasi potrebbe lasciarti stupito, perché a volte è come ha fatto a rivenirmi in mente, eppure capita. E a proposito di libri, che cos'è il libro? Cosa resta di un libro? Perché è importante il contatto con il libro? Massimo Recalcati su questo ha scritto, su questo ha tenuto degli incontri. Ci piace insieme a voi rivedere questo incontro di Palermo, in cui lui sostanzialmente paragona le pagine di un libro al mare, che quindi apre orizzonti sconfinati. Il libro assomiglia al mare, potremmo cominciare così. Perché assomiglia al mare? Perché per leggere il primo movimento che noi dobbiamo fare quando abbiamo tra le mani un libro è aprire il libro, l'apertura del libro. I libri chiusi sono dei controsensi, sono i libri impolverati di certe biblioteche, di certe università, ma il libro è fatto per essere preso in mano e aperto. Sartre diceva che se il libro non fosse aperto, se non trovasse un lettore, se non avesse un destinatario, sarebbe solo della carta inchiostrata. Quando il libro diventa libro, quando è nelle mani del suo lettore, è sotto gli occhi del suo lettore. Per questo grande filosofo contemporaneo Nancy dice che quando noi andiamo in una libreria i libri sussurrano, ci sussurrano tutti: aprici, aprici, leggimi, leggimi. Il libro è fatto per essere aperto, è come il mare. Un mare chiuso è un controsenso. Il mare porta con sé la dimensione fondamentale dell'apertura. Il mare è fatto da più lingue, più popoli, più coste, più paesaggi. Il mare è il luogo del pluralismo. E il libro è il luogo del pluralismo, perché in ogni libro noi facciamo esperienza che esistono lingue, popoli, paesaggi, patrie differenti dalla nostra. Quando noi leggiamo un libro, leggiamo sempre un'altra lingua rispetto a quella che noi conosciamo, la nostra lingua. Per questo quando i bambini, i nostri figli apprendono l'alfabeto e imparano a leggere, diventano dei viaggiatori. Diventano viaggiatori, possono attraversare i mari. Non si può
non si riesce mai a capire fino in fondo l'importanza dell'apprendimento dell'alfabeto. In questa serie anonima di lettere ci sono infiniti mondi possibili. Quando noi insegniamo a un bambino a leggere, insegniamo a un bambino a viaggiare. E a questo punto la classifica dei libri più venduti della settimana. 10° posto questa settimana per Massimo Recalcati con Mantieni il bacio, lezioni brevi sull'amore, edito da Feltrinelli. Siamo sicuri che una buona relazione amorosa sia quella che si fonda sull'immedesimazione empatica? E se l'empatia fosse solo una parola d'ordine dei terapeuti di coppia per scongiurare l'alterità irriducibile dell'altro? Si domanda questo Massimo Recalcati in Mantieni il bacio, lezioni brevi sull'amore. 9° posto per La ragazza della luna di Lucinda Riley, edito da Giunti, 5° episodio della saga delle 7 sorelle, l'avventura di Tiggy a caccia delle sue origini, l'incontro con strani personaggi, scrittura incalzante in una contaminazione di storia e fantasy. 8° posto per Le parole di Sara di Maurizio De Giovanni. 2 donne si parlano con gli occhi, conoscono il linguaggio del corpo e per loro la verità è scritta sulle facce degli altri. Entrambe hanno imparato a non sottovalutare le conseguenze dell'amore, una storia avvincente nello stile di De Giovanni. 7° posto ancora per Elena Ferrante con Storia di chi fugge e di chi resta, EO Edizioni, 3° volume dell'Amica geniale. Lila ed Elena sono diventate donne. Lila si è sposata a 16 anni, Elena ha frequentato la Normale di Pisa. Ad unirle in un legame fortissimo l'infanzia nel rione popolare. New entry al 6° posto per I tempi nuovi di Alessandro Robecchi, edito da Sellerio. Un bravo ragazzo, i lavoretti per raggranellare i soldi per un viaggio di piacere. Viene trovato morto dentro la sua utilitaria, le mani legate al volante. Del caso si occupano i sovrintendenti Ghezzi e Carella ed è un'indagine dove gli indizi, anziché mancare, sembrano troppi. 5° posto conquistato da Robert Galbraith con Bianco letale, edito da Salani. Si tratta del 4° romanzo della serie, incentrato sulla figura dell'investigatore privato Cormoran Strike. Un'indagine complicata, un thriller mozzafiato. Al 4° posto questa settimana troviamo Le cose che bruciano di Michele Serra, edito da Feltrinelli. Attilio abbandona la carriera politica e si ritira in montagna, tra boschi e trattori. Condivide le sue giornate con la piccola comunità agreste che lo circonda, la vita all'aperto e la sua guarigione. Una storia moderna. 3° posto per Haruki Murakami con L'assassinio del commendatore, libro secondo, edito da Einaudi. Una dimora sperduta ma non del tutto isolata, un grande artista e tanta suspense in un libro dall'intreccio fitto. 2° posto per Valerio Mazzei e Sespo con #Valespo, edito da Mondadori. Narra dell'amicizia tra Valerio e Sespo Edoardo Esposito, un libro scritto a 4 mani in cui i 2 ragazzi raccontano le loro vite, il modo in cui YouTube ha cambiato le loro esistenze e molto altro ancora. Parole accompagnate da foto inedite. A guidare la classifica Andrea Camilleri con Chilometro 123, pubblicato da Mondadori. Tutto inizia con un cellulare spento. A telefonare è Esther, a non rispondere è Giulio, finito in ospedale a causa di un brutto tamponamento sulla via Aurelia. Non è una commedia rosa, il colore di questa storia è decisamente un altro. Chiudiamo con un angolo che sta riscuotendo particolare successo, che è quello dell'audiolibro. C'era una volta una famiglia di orsi, papà orso, mamma orsa e orsetto, che vivevano felici nella loro casetta in mezzo al bosco. Tutte le mattine ognuno di loro mangiava una bella scodella di zuppa.
Papà Orso aveva una scodella enorme perché era il più grande. Mamma Orsa aveva una scodella normale perché non era né grande né piccola. Orsetto aveva una scodella piccola piccola, visto che era ancora piccino. Ognuno di loro aveva la sua sedia. Papà Orso aveva una sediona enorme, Mamma Orsa ne aveva una normale e Orsetto aveva una seggiolina piccola piccola. Ognuno di loro poi aveva un letto tutto suo. Papà Orso dormiva in un lettone enorme, Mamma Orsa in un letto normale e Orsetto in un lettino adatto a lui. Una mattina la famiglia era pronta per fare colazione. La zuppa era però troppo calda, così papà, mamma e Orsetto uscirono a passeggio. Proprio in quel momento una bambina si era persa nel bosco. Si chiamava Riccioli d'Oro perché i suoi capelli erano color dell'oro. Quando vide la casetta degli orsi, la raggiunse di corsa e provò a sbirciare dalla finestra. Poi mise l'occhio al buco della serratura. Alla fine, sicura che in casa non ci fosse nessuno, tirò il chiavistello ed entrò. Sulla tavola c'erano le 3 scodelle di zuppa. Riccioli d'Oro assaggiò la zuppa della scodellona di Papà Orso, ma era ancora troppo calda. Assaggiò allora quella della tazza di Mamma Orsa, ma era troppo fredda. Infine provò con la scodellina di Orsetto. La zuppa era proprio alla temperatura giusta. Così Riccioli d'Oro se la mangiò tutta. Poi la bambina vide le 3 sedie. «Penso che mi siederò per riposare un pochino», disse. Provò per prima la seggiolona di Papà Orso, ma era troppo dura. Provò allora quella di Mamma Orsa, ma le sembrò troppo morbida. Provò infine la seggiolina di Orsetto, che non era né troppo dura né troppo morbida. Faceva proprio al caso suo, ma il sedile si staccò e così Riccioli d'Oro cadde per terra, a gambe all'aria. La bambina salì allora le scale, entrò nella camera da letto degli orsi e vide i loro 3 letti. Per primo provò a salire sul lettone di Papà Orso, ma era troppo alto. Poi si stese su quello di Mamma Orsa, ma anche questo le sembrò troppo alto. Infine provò il lettino di Orsetto, che era proprio dell'altezza giusta. Così Riccioli d'Oro si rilassò e si addormentò profondamente. Ed ecco che i 3 orsi tornarono a casa per fare finalmente colazione. Papà Orso guardò nella sua scodellona e borbottò col suo vocione: «Qualcuno ha assaggiato la mia zuppa!» Grazie per essere stati con noi, grazie in regia a Luca Chito. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana.